Per guida ai campionati siamo con Francesca Daros. Francesca, è un buon periodo quest'ultimo il tuo? Hai trovato la dimensione ideale lì dietro? Sì, diciamo che non è facile tornare a giocare in difesa dopo un periodo in cui ho giocato a centrocampo, soprattutto per la concentrazione, perché è un ruolo dove non bisogna sbagliare niente. E tutto sommato devo dire che mi sto trovando bene anche perché ho compagni di reparto con le quali ho già giocato, quindi stiamo facendo un buon lavoro, anche perché sì, non vogliamo subire gol, insomma. E difatti sono due partite che non subite gol. Il gol come l'hai andata l'hai trovato anche oggi. Sì, diciamo non è stato un gol bellissimo, però forse importante perché eravamo sullo 0-0 e entrare in spogliatoio in vantaggio era molto importante, soprattutto per l'umore e soprattutto per far capire all'avversario che c'eravamo, insomma, perché quando inizi a sbagliare qualche gol là davanti, magari l'avversario può prendere fiducia e può metterci in difficoltà, quindi forse per quello è stato importante più che per la buona riuscita del gol, insomma, ecco. Ci sono ancora 3 partite per arrivare al cosiddetto sogno, come lo dice il mister. Sì, sono ancora 3 partite, 3 finali, sono importantissime e bisogna prendere partita per partita e bisogna essere concentrate e veramente dare il massimo perché chi gioca contro di noi gioca contro la capolista, quindi mette sempre il 110%, quindi bisogna essere sul pezzo. Siamo ora con Alice Casagrande. Alice, una buona difesa come domenica a Castelvecchio, però rispetto alla partita magari di Castelvecchio, oggi è sembrata un avvio un po' lento, diciamo. Sì, forse abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio, poi però dovevamo vincerla a tutti i costi, abbiamo cercato di mettere un po' più di grinta secondo me rispetto a domenica scorsa. E forse abbiamo peccato un po' di più rispetto all'ultima partita davanti, perché abbiamo avuto più occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Dopo per fortuna sono arrivati 2 gol e abbiamo sbloccato il risultato, insomma. Sbloccato ad in fine primo tempo, poi sicuramente il mister vi ha dato una strigliata. Sì, il mister ci ha dato un po' di carica e è servita, come ci servirà da qui fino alla fine. Un altro gol e domenica, fra 2 domeniche anzi, arriva il Bearzi, dove nella partita d'andata non, sei stata espulsa. Sì, un gol che dedico soprattutto a 2 compagne, che sono l'Adriana e la Marghe Zanon, che sicuramente oggi avrebbero meritato molto di più. E riguardo la partita col Bearzi è andata male all'andata e mi rifarò al ritorno, insomma. Grazie Malice. Ciao. Siamo ora con Margherita Zanon. Margherita, avevi segnato all'andata una doppietta, Sì. oggi diciamo che la difesa loro ti ha impedito questo gol. Eh sì, ho sbagliato 2 o 3 gol davanti alla porta, bisogna essere più ciniche e speriamo di insomma tenermeli per le prossime partite, insomma. E dobbiamo essere un po' più cattive sotto porta perché facciamo tutto bene, poi arriviamo agli ultimi metri che non... C'è poca cattiveria, forse anche un po' la lucidità del momento, insomma siamo a fine campionato, però adesso le ultime 3 dobbiamo essere più cattive possibile. Il Padova è una delle squadre in cui hai militato. Oggi ad un certo punto c'erano perfino 4 giocatrici su di te. Mi conoscono, sanno che sono veloce, cerco sempre di andare, mettere la palla in mezzo, insomma cerco di tagliare, andare dentro al tiro, quindi conoscendomi ovviamente mi hanno messo la marcatura stretta, ma va bene, cioè, va bene così. Ancora 3 partite ora. Sì, 3 partite e dobbiamo vincerle tutte e 3 assolutamente e concentrarci soprattutto per le prossime 2 e arrivare insomma tranquille diciamo alla sfida con il Marcon che è fra 2 partite. Con mister Pepato, mister, che partita avevate preparato qui a Vittorio Veneto? Abbiamo preparato una partita un po' difensiva per non prendere diversi gol che a noi ultimamente ci succedono e le ragazze giovani dietro come difesa hanno fatto molto bene, peccato per cioè il primo gol, l'ultimo minuto del primo tempo che poteva essere evitato. Poi secondo tempo loro sono cresciute, una squadra molto forte, prima in classifica, non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Sì. E dunque pensiamo di giocarci adesso il campionato, la prossima ripresa con la Reggiana che è la nostra migliore squadra e dunque possiamo fare meglio. Una considerazione sul vostro campionato? E guardando
l'anno delle ragazze, noi giochiamo con 96, 97 e 98. E la più grande ha 24 anni. Avete vinto il campionato primavera? Abbiamo vinto il campionato primavera e dunque siamo orgogliosi di questa squadra e speriamo che tante ragazzine vengano a giocare con noi l'anno prossimo perché la primavera è una bellissima squadra. Ringraziamo mister Pepato. Grazie, molto gentili, buona serata. Grazie mister.